Sono sicuro che 9 persone su 10 tra quelle che stanno guardando questo video hanno TikTok installato sul proprio smartphone. Non vi vergognate, ce l'ho pure io. TikTok è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2016 dalla società cinese ByteDance. Inizialmente l'app di TikTok era conosciuta come Douyin in Cina e successivamente è stata rilanciata poi come TikTok per il mercato internazionale. Douyin e TikTok sono due app separate con alcune differenze di funzionalità, ma condividono lo stesso obiettivo, ovvero consentire agli utenti di creare e condividere video. Ma cosa succede quando apri per la prima volta TikTok? L'algoritmo comincia a proporti un po' di cose, un po' come quando arrivi a casa di tua nonna e fa "vuoi la merendina? Tengo un biscottino", e ti fa la lista delle cose che c'ha nel mobile. Quindi ti farà uscire un video che riguarda le auto, qualche pacca, un video sul calcio, qualche pacca, un video musicale, qualche pacca, e poi trash, pacche. Grazie a queste prime proposte l'algoritmo può farsi un'idea di che cosa ti piace guardare, in modo che tu possa continuare a vedere quelle cose e di conseguenza restare azzeccato nell'app. Essendo ormai uno tra i social più utilizzati, però ci puoi trovare tantissime cose. Io per esempio perdo ore a guardare video che parlano di intelligenza artificiale, di cani, di musicisti. Oddio, se poi mi escono i cani musicisti io mi incollo il telefono in faccia. Stavo scherzando, non lo posso fare veramente, sennò mi rovino. Insomma, sotto certi aspetti può essere anche interessante e divertente. Bisogna sottolineare che da un punto di vista di comunicazione TikTok ha aiutato tante aziende a fiorire, che hanno aumentato i fatturati, soprattutto grazie alla sovraesposizione che TikTok gli ha regalato. Sentite quanto suona innocente come parola? Sovraesposizione. È assurdo come possa sembrare una cosa normale, un po' come quando si dice "sono morto dalle risate". Dici "sta a ridere". Se cerchiamo il termine sovraesposizione sul vocabolario Treccani, oppure se state guardando dall'America Three Dogs e se non conoscete proprio nessuna lingua è sovraesposizione. Nelle riprese fotografiche o cinematografiche, esposizione per un tempo di posa superiore a quello di corretta esposizione. E questo per quanto riguarda la fotografia e il cinema. Ma andando nel dettaglio, la sovraesposizione mediatica è quel processo in cui una persona è sparata sotto i riflettori in maniera molto veloce, un po' come faceva Barbara D'Urso quando invitava i fenomeni trash in trasmissione, avete presente? Vista così non sembra una cosa malvagia, ma vi chiedo una cosa di cui sapete la risposta. Gli artisti che nel tempo sono spariti dalle TV, in che stato sono caduti? Vi do un indizio. Bravissimi. Parliamo di professionisti che hanno scelto di fare questo nella vita e che nonostante questo non riescono né a gestire la caduta né tantomeno una rinascita. Bene. Immaginate lo stesso su un personaggio che chiameremo Enzo, che non ha mai sognato di fare TV e che da un giorno all'altro, senza sapere né leggere né scrivere, si ritrova con un video con su scritto 1 milione di visualizzazioni. Cosa succede? La gratificazione che ne consegue conduce a una scarica di dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto nei fenomeni della dipendenza. Esatto, Enzo ne diventerà dipendente. A livello scientifico, cioè non è che l'ha detto mio cugino. Il problema è che Enzo ha fatto 1 milione non per le sue grandissime capacità. Ah, stai dicendo che non sono bravo! Fammi finire, Enzo! Dicevo, Enzo non ha totalizzato 1 milione di views per le sue capacità, ma perché l'algoritmo ha deciso di mostrare il video di Enzo a 1 milione di persone. Da quel momento la vita di Enzo sarà segnata. Dopo quel giorno Enzo continuò a riprovarci. Registrava i suoi video in cui faceva scherzi sempre diversi, ma niente. E poi ancora scherzi, e ancora, e ancora. Enzo era disperato. I suoi video non superavano più le 10.000 visualizzazioni, mentre Enzo continuava a dire a chiunque incontrava: "Sì, ma ho anche fatto 1 milione!" Fino ad arrivare quasi alla pazzia. Un certo giorno Enzo si svegliò e pensò: basta, ne faccio solo un altro, poi non ne farò più. E fece così. Registrò un video in cui si lamentava dei nuovi acquisti del Napoli. Lo caricò e bloccò lo schermo. Preparò la cena, mangiò ed era pronto a sbloccare lo smartphone per disinstallare TikTok e... Oddio, complimenti Enzo! Il tuo video ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni! Ora sì che puoi diventare un esperto di calcio e passare le tue intere giornate a parlare di calciomercato. E così all'infinito. Proprio come le droghe. Ma non cantate vittoria, o voi che state pensando "sì, ma io non li faccio i video, li guardo solo". Bravi, bravi, applauso, voi sì che siete coraggiosi. Il rilascio di dopamina non avviene solo in chi fa i video, ma anche in chi li guarda. L'algoritmo di TikTok utilizza lo stesso concetto sia per chi guarda che per chi carica video e viene chiamato effetto jackpot. Fa in modo che ti escano video che ti piaceranno, ma non in maniera continua. Perché? Perché se vi uscissero 10 video di fila che vi piacciono, il senso di appagatezza vi farebbe chiudere l'app, cioè
ne avreste abbastanza, dici basta, li ho visti, basta. Se invece io ti do un video che ti piacciono e 3 che odi, io potrò avere il pieno controllo sul tuo senso di appagatezza e quindi tu resterai incollato nell'app. Ma facciamo un test su campo. Io odio TikTok, vediamo quanto tempo ho passato oggi su TikTok. Beh, mica male, 22 minuti. Adesso voglio provare invece a telefonare un po' di persone per conoscere il loro tempo di utilizzo. Io non li ho avvisati, vediamo. Allora, io sto registrando un video. Completa la frase. TikTok è un social di merda normale o bello? Merda. Di merda. Di merda. Allora, di merda. Ho usato TikTok per 1 ora e 13 minuti. 6 minuti. 3 ore. Tutto questo tempo moltiplicato per un mese e moltiplicato per un anno è tanto. Ma non finisce qui. La piattaforma ha introdotto il contenuto verticale. Ma che cazzo mi significa? Ma voi siete mai andati al cinema a vedere un film lungo o avete messo la televisione in casa in verticale? Vabbè, non mi voglio incazzare. È nato per contenuti brevi. Ma che cazzo? Cosa ha comportato questo? Abbassamento della soglia d'attenzione. Secondo uno studio di HubSpot, il 60% delle persone smette di guardare i video dopo soli 2 minuti. Ma quando stiamo noi? Oh, è rimasto qualcuno a guardare? 10 anni fa, a un convegno Google con i primi youtuber che nascevano in Italia, ci dissero che la fase più importante dei video erano i primi 30 secondi. Oggi la fase più importante è nel primo secondo. Voi mi dovete spiegare in un secondo come ci si prende l'attenzione. Magia Fizzizzi. Le persone non vogliono più immergersi in video, empatizzare con la persona che ha creato quel video, ascoltare che cosa ha da dire. Un secondo, stop, il prossimo. Cioè questi un giorno faranno i figli e per farli argomentare diranno c'era una volta, buonanotte. Sì, ma io sono andato virale. Non hai cagato il cazzo a nessuno, Enzo, perché dopo aver visto il tuo video le persone hanno fatto swipe verso l'alto e nell'ora successiva hanno visto altre 200 persone. Vi faccio una domanda cardine e se volete rispondetemi nei commenti che poi vi leggo. Vi ricordate l'ultimo video che avete visto su TikTok? Ok, e vi ricordate invece l'ultimo video che avete visto su YouTube o su Facebook? Ecco la risposta. Sovraffollamento di sovraesposizione. Non ti ricordi di nessuno? Nemmeno di Enzo. Ma Enzo non mollerà e quindi per fare tanti milioni proverà a sfruttare ogni nuovo bug, ogni nuovo trend, ogni nuova challenge, fino a... Ecco cosa scatena una droga nelle mani di persone che non riescono a gestire situazioni così rischiose. Ecco cosa si inculca nel cervello dei vostri figli quando guardano TikTok e dicono lo ha fatto lui, perché non lo posso fare pure io? Ed è così. Su TikTok possono assaporare tutti la notorietà, possono sentirsi famosi tutti e quindi è come se non lo fosse nessuno. TikTok ha annientato il concetto di fanbase, ha annientato il concetto di affetto virtuale verso il creator, ha annullato l'immersione nel contenuto e la godibilità, creando solo la dipendenza, facendo solo in modo che tutti vogliano stare sul palco per poter dire facci video su TikTok. Il pubblico non vuole più essere pubblico e il commento diventa solamente un modo per sottolineare io lo farei meglio, con il classico campanilismo. E cosa non meno importante, una volta i video e il loro valore lo sceglievano le persone, facendo una cosa che molti di voi hanno dimenticato. Preparatevi perché sto per dire una parola che vi sbloccherà un ricordo assurdo. Condividere. Non si fa più. Oggi non sceglie più la gente cosa merita di crescere e cosa no. Sceglie prima un algoritmo per una piccola porzione di persone, poi quella piccola porzione di persone, poi ancora un'altra piccola persona. Ma quanta gente a me piace! Se ho fatto questo video è perché io per primo ho vissuto il baratro. Quando è nato TikTok tutti hanno fatto una corsa al nuovo social, abbandonando in gran parte i vecchi Facebook e YouTube. E quindi ho affrontato un calo vertiginoso. Non è stato facile uscirne. Ho passato fasi molto buie in cui ho cominciato a mettere in discussione la mia abilità nel fare video e piegandomi a quello che il mercato chiedeva, contenuti in verticale in cui provavo a sfruttare semplicemente i trend. Ma nonostante i numeri crescevano, io non mi sentivo felice, perché io sono nato per parlare alla telecamera, montarmi il video, impacchettare il tutto e proporvi un contenuto che possiate godervi, che sia bello e che vi tenga per un po' rilassati ad ascoltare una storia, un concetto. Per fortuna non ho mai abbandonato YouTube come spettatore e grazie a tanti altri youtuber e ai loro contenuti ho capito che io voglio essere felice e creare contenuti come questo e poi voglio leggere i vostri commenti e vi voglio rispondere. Voglio avere una community. Oggi i numeri possono farli tutti, ma i contenuti di qualità no. Io voglio impegnarmi e fare sempre meglio. Io voglio essere Diego, lo youtuber, non Enzo.